Francesco si fermò per riposare ed una donna gli si volle avvicinare. Bello il suo volto ma velenoso il suo cuore, con il suo corpo lo invitava a peccare. Frate Francesco parlò, con te io peccherò, nel fuoco si distese, le braccia le protese, lei si pentì, si convertì, così Francesco partì per Babilonia a predicare. Frate Francesco partì una volta per oltremare, fino alle terre di Babilonia a predicare. Coi suoi compagni sulla via dei Saracini furono presi e bastonati i poverini. Frate Francesco parlò e bene predicò, che il gran sultano ascoltò e molto l'ammirò. Lo liberò dalle catene, così Francesco partì per Babilonia a predicare. Francesco si fermò per riposare